Avanti. Dicevo, oh bene, tu sai come ti ho trattato per anni, senza. E non so per quale motivo tu abbia solamente potuto immaginare che io in quella casa ci sono andato per farlo. E perché ci sei andato allora? Una bomba. Ebbene, tu sai che io sono andato dall'avvocato, giusto? Per quella causa che mi prendete. E mentre sta parlando dall'avvocato, che qui presente mi dice che correvo nella vigna secca. E io dissi, e come? Quello è tutto che andava dal compagno che stava questo giorno, tutto dall'altra parte. Che ci fa nella vigna secca? Vedi che qualche cosa ci sta sotto. E mi sono messo a seguirlo e ho visto che dice e trova nel palazzo numero 15 alla vigna secca. Ebbene, come tuo marito e come zio della sposa, non ho fatto che Ieri al giorno, come voi ben sapete, scesi per andare dal notaio per portargli quelle carte. Per carta? il carto processo. No, il carto processo. Per quell'affare che tu pensavi. Mentre camminavo per Toledo, incontrai un amico, il quale mi fece: ah, tua figlia ha fatto un bel matrimonio. Ah, e perché risposi? Non lo sai come felice tuo genero dove è entrato dopo fatto? Al numero 15 della mia secca, dove sta di casa una modista. E io tanto l'ho visto, perché scendevo dal terzo piano. Mi sono detto, adesso corro sul posto e lo sorprendo in flagranza. Mi pare che come padre della moglie, come tuo fratello, devo di fare il mio dovere. Sì, dall'età di 13 anni, mamma non ci va presto. Ma è sempre una e un po' di questa bella vita. Ci sono presi, ci sono fatti, su quello che mi succede. Ogni uomo ha un vizio, il bevitore di vino, il fumatore di canna, il giocatore d'azzardo, o vizi che stanno sempre lì e comprare il presto. Che fa il bevitore di vino che vuole smettere di fumare? Per 2 giorni si allontana dalla cantina, ma quando gli passa davanti, quella fragranza di quel sapore, se lo richiama, se lo zucano dentro, che sta su una vita. E che un sapore lì si trova sempre davanti a un motorino, una bottiglia di vino. Questo è successo. Conobbi mia moglie, mi innamorai perfettamente, ma scusate, e poi parecchio che si piede ma poi un giorno conobbi una modista che era buona, ma buona dall'altra mamma proprio, quella sua camminata, quella sua i capelli, i orecchini, le mani, insomma, mi innamorai perfettamente di lei. È stata la cosa. Un gettello di vino. Virginia, le 2 orfanelle. Felice, si diserà. Non vi mancherà mai niente, resterete sempre con me. Adesso andate in quella stanza, lì, andate. Betty, sì? Preparate il letto sul soffitto. Serviranno per voi. Avete 2 giorni di tempo per trovarvi un'occupazione. Voi, don Fortunato,
È permesso? Favorito. Sono vostro servo. Scusate, ma qui abita un certo don Fortunato Precipizio. Sì, signore. Ma di buon favore non chiamo. Quando ci dico uno, due parole. Ma giusto una, due parole. Mi dispiace ma non si signore. Non fortunato in questo momento non c'è. Ah, non ci sta. No. Arrivederci. Arrivederci. Scusate, ma sapete quando si ritira? Dipende, a volte si ritira subito, altre volte fa 2, 3, anche 4 giorni senza ritirarsi a casa, Dai, don Fortunato. Precipizio. Precipizio. Arrivederci. Tanti saluti della sorella. Scusate, E però se sei calme sono e si ne sanguetta. E vi ho detto che Don Fortunato non ci sta. Ma che volete da me? perdonatevi, e perché mi ha bloccato? E la fatta, la porta è quella, Don Fortunato non c'è. Uscite, Arrivederci. Io sai che faccio invece? Anzi, don Fortunato Precipizio. Aspetta, no. Ma scusate, perché cercate Don Fortunato? E che vuol dire la roba ci vuole che opera, chiama la gente. E perché no? Ma perché non sarà qualcosa su Don Fortunato? Scusa. Si capisce. Ma da una casa la persona più cara che tenere. A mucchietta, alla corte, e la fama, e la scellerata, da io, a Rosetto mi si siamo fatta amore insieme, quelle scelte che si era maledata. E non me la niente prima, per paura che ci dica essa e un marito. E ma che se ne vede? Ma da questo che cosa? Posso Don Fortunato Precipizio ti dice che dici te e faccio finta che ne successe niente. Bucca stata sicuro. E lo ha marcato. Il 20 marcato. No, state fuori qua, non mi preoccupate. Che stai? Quindi questa è la storia, tenevamo avanti. Ah signore, perdonatemi Giovanni, ma voi queste cose sareste anche in grado di dirle in faccia al paese? Si capisce. E dimmi, va. No. E allora fate una cosa, venite con me in questa stanza, dove? Io vi mando il marito e la moglie tutti e due assieme, non vi preoccupate.
E io tuo marito? E dico marito e nipote. Dove andremo? Cosa? Moriremo, non lo faremo più. Mai Mai più. Mai più. E mentre questa volta perdoniamo. Ma io vorrei sapere, no? Ma chi te la nonna? Chi me l'ha mandata? Io? Enrico! Sì, a me faceva rabbia vedere le mogli trattate in quel modo. Perciò vi scrissi la lettera, per farvi conoscere tutta la verità. Ah, e quindi grazie tanto, sai, ci hai fatto fare una cosa sana per papà. Ah, che sei. E per quello che avete fatto, io vi concedo la mano di mia nipote. Ah, Mica a fare. tu? Non siete. Io per quello che hai fatto a mia nipote non sto zitta. Ma stasera mi faccio un sapore di schiaffa. Il sapore di schiaffo. E lui io sono il sapore da. Ma il rumore da questo rispettabile pubblico.